Puntata speciale, gentili telespettatori, di Guarda che Stella. Il Natale è arrivato finalmente e noi approfittiamo per fare tutti voi gli auguri di questo Natale 2011, che sia sereno, felice per tutti coloro che ci raggiungono attraverso il digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto, per chi ci guarda anche attraverso il nostro canale YouTube, dunque a livello mondiale. Puntata speciale, come detto, di Guarda che Stella, dedicato alle benemerenze, perché Rivignano quest'oggi vuole premiare i suoi benemeriti. La parola ai protagonisti. Parola ai protagonisti. Qui abbiamo i parenti, i nipoti di suor Teresa, che ha lasciato un bellissimo ricordo nella sua attività qui a Rivignano. Dunque cosa possiamo aggiungere ancora? Cosa possiamo aggiungere? Che era attaccatissima a Rivignano, penso che qui abbia passato gli anni più belli della sua vita, anche perché per lei i bambini erano proprio una gioia. Io me la ricordo ancora adesso in mezzo a tanti bambini, e quello che mi ha colpito dei bambini di Rivignano, che erano tutti biondi con gli occhi azzurri. E ho detto, una particolarità. Una particolarità, io ho detto, ma come mai tutti biondi? Dice, perché c'è l'origine praticamente nordica, germanica evidentemente di queste zone. E cosa posso altro dire? Il suo attaccamento alla Madonna, quei che hanno ricordato prima, in effetti lei tutte le volte che saliva in macchina diceva sempre Madonnina mia aiutami, e poi partiva. Nonostante questo è andata anche nel fosso però una volta. Sappiamo che comunque sua zia per questione di età non è potuta essere qui questa sera. La memoria è completamente andata e anche si sta spegnendo piano piano. È peccato, perché lei amava la vita, amava tutto quello che era bello. Io mi ricordo che quando venivamo a trovarla, noi veniamo penso dal 73-74 a trovare mia zia, e lei diceva ho un nuovo locale dove vi porto a mangiare bene, perché si informava di tutti i locali della zona per poterci portare, perché voleva fare bella figura e anche gli piaceva a lei dare in un bel locale, e tutte le volte ne aveva uno nuovo da proporci. Da parte nostra non resta che augurare insomma, a sua zia che il nostro augurio per quanto riguarda un felice Natale e un buon 2012, insomma, e questo mi pare che sia il minimo che una comunità possa riconoscere nei confronti di una persona che ha fatto del bene e che ancora oggi porta avanti, seppur da qualche anno insomma, non è più qui a Rivignano, porta avanti benissimo dopo 50 anni tante cose. Insomma. Va bene, penso che abbiano tutti un bel ricordo di mia zia e sono proprio contenta. Premio in memoria di suo papà, insomma un personaggio che ha dato tanto alla comunità di Rivignano. Noi la vediamo ancora insomma, con le lacrime agli occhi, proprio perché è stato un momento veramente toccante e un ricordo che rimane ancora oggi. È un ricordo che rimarrà per sempre. È sorprendente quello che noi figli, noi famiglie sentivamo nel cuore, quello che la gente ha sentito per lui, quindi quello che il suo messaggio, diciamo, quello che è seminato, diciamo così, non solo in famiglia ma anche nelle varie associazioni con le quali ha collaborato. Una medaglia d'oro, un riconoscimento proprio perché si vuole continuare a portare avanti la memoria e soprattutto il lavoro svolto da suo papà fino ad oggi. Sì, sicuramente, diciamo, è un messaggio anche importante per far sì che ci sia un maggiore impegno, diciamo, sempre un più cospicuo impegno da parte di tutti, delle varie associazioni. Cosa vi ha lasciato, diciamo così, in dono, in eredità a suo papà? Cosa le ha lasciato a lei in particolare? Beh, diciamo che sono tutti quegli insegnamenti che a volte purtroppo da giovani, da ragazzi, quando i genitori dicono qualcosa non si ascolta, che poi comunque tornano in mente, diciamo, e sono quelle condotte di vita e quella rettitudine. Un episodio insomma, particolare che se le ricorda, adesso un flashback che le viene in mente di suo papà? Beh, sono tanti, adesso a citarne uno mi trovo un attimo. Abbiamo sentito prima ad esempio il sindaco che ha raccontato questo episodio della sistemazione insomma, della piazza, delle piante del comune, così spontaneamente lui arrivava e faceva. Sì, ma era sempre così, è una cosa che mi rimarrà sempre impressa, e la sua
dedizione al lavoro, il fatto che non si stancava mai, già quando eravamo anche noi ragazzi a dare una mano a fare lavori a casa o altre cose, diciamo che ci spronava sempre perché ci stancavamo prima noi che non lui. Presidente, 50 anni, ma 50 anni che non si vedono, nel senso che la giovinezza del primo giorno continua ancora oggi. Sì, la giovinezza del primo giorno c'è ancora oggi, soprattutto in questi anni non sono mai mancati gli stimoli per crescere nella nostra sezione locale. E oggi raccogliamo un frutto che hanno seminato i nostri padri, lo hanno coltivato e noi oggi siamo ben orgogliosi di portarlo avanti, soprattutto anche in prospettiva dei giovani che si sono avvicinati anche negli ultimi anni e questo ci fa ben sperare per il futuro prossimo, per non dissipare quanto di buono è stato fatto in questi anni. Qual è il segreto della vostra longevità? Ben, diciamo che non ci sono dei segreti. La nostra attività si basa molto su quello che uno sente veramente e quindi quando le cose si fanno col cuore e si vedono direttamente i risultati, il cuore non tradisce mai, difficilmente si sbaglia. Parliamo un po' dei numeri, delle cifre per quanto riguarda la vostra attività nell'anno 2011. Sì, nell'anno 2011 che ci apprestiamo a chiudere è stata un'attività molto proficua e stiamo raggiungendo anche quest'anno le 370 unità, mentre 370 unità di sacche di sangue donate, mentre i donatori sono circa 400, di questi donatori gran parte sono donne e un elemento molto positivo è che le donne sono in costante aumento. Poi voi, se non ricordo male, siete stati un po' la seconda sezione dopo Udine a nascere sul territorio, qualcosa, una spinta in più? Ben, diciamo non è stata la seconda sezione, è stata una delle prime sezioni, anche perché quando nel 1958 è stata fondata la FDS provinciale, prima sono nate quelle nella cittadina di Udine e poi piano piano l'allora presidente Giovanni Faleschini si è portato esternamente e nei primi anni 60 ha raggiunto anche la nostra zona. Approfittiamo della televisione per dire ai nostri telespettatori cosa vuol dire donare il sangue. Donare sangue è un qualche cosa di molto bello, si prova una gioia nel cuore, soprattutto perché quello che si fa lo si fa direttamente a una persona che ha veramente bisogno di noi. Noi non conosciamo chi è, ma quello che sappiamo e ci basta sapere è che ha veramente bisogno di noi. Insomma, donate il sangue e poi soprattutto quando sono queste belle realtà c'è ancora, ti viene da dire, c'è più gusto ad essere friulani. Sì, senz'altro, sono il volto del Friuli. In uno degli aspetti del voto del Friuli senz'altro possiamo inserire anche i donatori di sangue. Signor Sindaco, è stato un grande successo anche quest'anno, questa serata tutta particolare dedicata ai rivignanesi. Sì, siamo particolarmente contenti perché anche quest'anno il pubblico ha risposto, quindi c'è stata tantissima gente ed è bello che a ricordare delle persone che stasera abbiamo premiato Suor Teresa per quello che ha fatto qua a Rivignano, abbiamo premiato per la memoria Giuseppe Fioravanzo per il suo impegno sociale e abbiamo ricordato l'Associazione Friulana Donatori di Sangue, sezione di Rivignano, per il 50ennale impegno qui a Rivignano ed è bello, dicevo, che nel momento in cui ricordiamo queste benemeriti del Paese ci sia tanta gente del Paese venuta a tributare un giusto omaggio a questi concittadini che si sono distinti e il motivo per cui abbiamo pensato 2 anni fa di istituire questa serata, la consegna delle medaglie d'oro per civica benemerenza, è proprio quella di prendere l'esempio di quei cittadini che si sono distinti con il loro impegno a favore della comunità perché possano essere da stimolo ad altri a continuare a contribuire alla comunità, all'impegno, soprattutto in questi periodi difficili è molto importante stringerci intorno alla comunità come fosse una grande famiglia. Una volta si diceva il campanile, ma il campanile era visto in un'altra maniera, oggi invece l'ottica è completamente diversa. Esatto, si può
parlare di campanilismo in accezione negativa, ma invece non è così, perché il campanile, il sano campanilismo è anche un positivo attaccamento alle proprie radici, alla propria comunità, come lo può essere un attaccamento sano alla propria famiglia. Ma adesso non resta che fare gli auguri di buon Natale ai nostri telespettatori. Auguri di buon Natale a tutti i telespettatori di Guarda che Stella. Come vedete, le nostre signore stanno ultimando per quanto riguarda il banchetto, perché come tutte le benemerenze, come tutte le feste che si rispettino, bisogna anche mangiare e divertirsi. Guarda che Stella, puntata numero 11 termina qui, puntata natalizia, dunque un augurio a tutti voi di un sereno Natale 2011 e anche, perché no, ci siamo, San Silvestro alle porte, un 2012 di grande sincerità ed armonia. Da Marco Santini e da tutta la redazione di Guarda che Stella, arrivederci alla prossima puntata, stessa rete, stesso canale, sempre con voi. Arrivederci.